Ciao a tutti, sono Monica Tronci e faccio questo nuovo video per parlarvi del mio romanzo storico, Il diario di Eleonora d'Arborea, L'infanzia di una regina, edito da Salvure di Oristano. Questo libro parla di Eleonora d'Arborea, l'ultima giudicessa, la più conosciuta in Sardegna, la più importante per diversi motivi, e poi parla di usi e costumi medievali, di epoca giudicale, quindi quando c'erano i giudicati che erano dei regni, e i giudici e le giudicesse erano i sovrani di questi regni, è rivolto ai ragazzi, ma sta incontrando anche il favore degli adulti, perché c'è un certo rigore nella ricostruzione storica e nella storia appunto che parla dei nostri luoghi. Vi invito a leggerlo e spero di incontrarvi presto nelle prossime presentazioni. Ciao!